Aprirà in via straordinaria il 6 e 7 gennaio la chiesa di Santa Maria Nova. Lo storico edificio, ora completamente sgombro dopo il recente trasferimento delle raccolte archivistiche della biblioteca bertoliana nella ex scuola Giuriolo, può tornare definitivamente alla città e ai vicentini. Un primo momento per riscoprire un'opera che, pur figurando fin dal 1994 nell'elenco dei monumenti palladiani di Vicenza, parte del patrimonio UNESCO, molti dei vicentini ancora non conoscono. Già il 6 e il 7 gennaio ci saranno 2 giorni di apertura straordinaria della chiesa di Santa Maria Nova, l'unica chiesa palladiana della nostra città che dopo tantissimi anni torna accessibile. Grazie al FAI la apriremo ai vicentini per 2 giorni, la prospettiva chiaramente poi è di renderla aperta sempre, stiamo studiando con che modalità e con che funzioni, ma sarà anche l'anno finalmente dell'apertura dell'ala ottocentesca di Palazzo Chiericati, un altro tassello per rendere ancora di più la nostra Pinacoteca, il nostro museo civico, il più importante museo civico di terraferma del nord-est. Ma tra gli obiettivi in tema cultura, l'amministrazione annuncia per il 2024 la volontà di rendere la Basilica Palladiana un agorà, un monumento catalizzatore di cultura, a partire dalla grande mostra in cantiere per marzo.